Roby Carboni, spettatore di questo Macomarese Bosa, tanta sofferenza ma alla fine ce l'avete fatta. Meno male, era l'obiettivo che veramente tutto Bosa aspettava da una vita, da quando questa società esiste. È un momento veramente bellissimo. Poi conquistata qui a Macomera ha un sapore speciale. Quello sì, però sono felicissimo per tutti i compagni perché oggi veramente, nonostante tutte le assenze, non hanno fatto dimenticare praticamente chi era assente. Veramente grande soddisfazione, sono veramente felicissimo. Tu e Tore avete sposato questo progetto della squadra fatta in casa. C'è tanto bisogno di modelli come quello del Bosa oggi nel calcio dilettantistico? Penso proprio di sì, questa è veramente una grande realtà, non mi sarei mai aspettato di venire a Bosa, nonostante tutte le difficoltà economiche che c'erano, e trovare tutto questo entusiasmo, un ambiente, una famiglia, è veramente troppo bello stare a Bosa e con una società veramente che sta facendo grandissimi sacrifici. E noi ci stiamo mettendo anche del nostro e io sono veramente felicissimo di tutto. Ecco, la tua ex squadra, la Macomarese, come l'hai vista? Allora, sapevamo che era una grandissima squadra, la Macomarese ha giocatori di altre categorie come Tullio, Marco Ruggiu, Luca, sono tutti ragazzi che noi conosciamo benissimo. Sapevamo di trovare difficoltà oggi in questo campo, penso che era quasi al limite della praticabilità, però abbiamo offerto una grande prestazione, soprattutto al secondo tempo. E un grande applauso anche ai tifosi che vi hanno seguito fin qua, vi hanno sostenuto, insomma anche questa è una nota molto importante, no? Sì, pensavamo di essere a Bosa, c'era veramente tantissima gente, sembravamo veramente di essere a Bosa, sì. Adesso vedi parte anche del campionato dove state facendo un ottimo torneo, no? Da matricola. Sì, infatti adesso dobbiamo ricaricare le batterie, arriva a pennello questa pausa di Pasqua spero recuperare tutti gli infortunati e veramente fare queste 4 finali che per noi sono veramente fondamentali, perché noi il campionato di sicuro non l'abbiamo dimenticato, siamo lì e dobbiamo, perché adesso è un obbligo arrivare almeno secondi. Grazie a Roby Carboni, complimenti a te e al Bosa, in bocca al lupo per la finale. Grazie, arrivederci.